L'ultimo pezzo quando viene, l'importante è che sia asciutta. Si paga e poi le riprese. E da qui ci facciamo la... La crema per viso. Ci piace questa cosa. Aspetta, un po' che le iniziate a preparare, scusate se litighiamo. L'arancia chiamate voi, è una cosa molto più fina, più delicatina, questa più elaborata, devo dire, perché una procedura che va meravigliosamente fatta per bene. Ecco, questo è il percorso della saccoficcità.
del nostro dolce molto bello. I ricchi prima la facevano, questa, la confettura la facevano le persone ricche prima, anticamente, poi man mano come si chiamano questi dolci? Confitura. Confitura? Sì, che la facevano prima ai matrimoni e anche adesso, però adesso è a portata più comune, quando voglio me la faccio, mi spiego in quel senso, altrimenti... È diventato il dolce per tutti. Sì, è un bellissimo dolce. Un dolce molto raffinato. Ma non sta riprendendo. Questi sono tutti attrezzi che si usavano in antichità. Siamo a Bitti, in provincia di Nuoro. Ancora. No, mi copro, ma diciamo il patate, sempre su sempre. Dammi la signora. Grazie. Appena nato, il bambino è affidato al canto dell'augurio affinché sia bene adattato, bene vadato per un destino propizio, ma è anche esposto alle forze del male che attentano alla sua salute e alla sua vita, contro la mala sorte, contro gli spiriti maligni. Bisogna cominciare a sparare a forte, Giordano,
e mettere tra le fasce l'oggettino salvifico a protezione una piccola falce per difendere il bimbo da Sasurdides, penetrando nella serratura della porta per succhiare il sangue dell'infante, si intrattengono a contare i denti della falce sino all'arrivo dell'alba, quando non hanno più potere di maleficio. Stanza della nascita, ma anche stanza del pianto rituale, quando le donne cantano. filo di ferro scende da un ramo del tetto della capanna, agganciando un uncino a cui sta appesa, si stacca il tascapane di cuoio domato, di pelle, chiuso da un legaccio.
contiene pane, formaggio e latte, le provviste alimentari per almeno una settimana o per un mese. Il pastore, seduto su una pietra o su uno capello di sughero o ferola, consuma il suo pasto. Anche nelle lunghe transonanze si stacca il suo viaggio, nell'itinerario va in pane, nell'acqua di una fonte e consuma il suo pasto. La figura del pastore con si stacca sulle spalle indica il viaggio della sicurezza e nel pastore se stesso. Zida e tene amaduso Maria, sacrificosa vida e proti amarea. Torpillare delle paura, Amici di YouTube, siamo sempre a Bitti per Cortesa Vetrata 2023. Abbiamo sentito dei tenori giovani, via. Siamo con il Tenore romanzese. come ti chiami? Io, Giuseppe Cristiano. Giuseppe. Salvatore. Salvatore, Contra e sono di che cosa si prova a eseguire questi canti? È un'emozione continua, parlando di passione a livello musicale e non solo, ma anche tradizionale e spirituale. Quindi siete consapevoli dell'impatto dei tenori esibiti nel mondo? Certo.
Cosa mi dici tu? Sì, certo, diciamo così. Certo, è una bella impronta mondiale. Siamo molto orgogliosi di venire proprio da Bitti, che non per far parte di nessuno, ma Bitti è stato il primo paese a portare il tenore oltre i confini regionali. Quindi siamo molto orgogliosi, molto motivati, proprio perché veniamo da questo paese a cui il tenore è molto favorito, e noi siamo qui per innanzitutto soddisfare le nostre passioni, ma non solo, ma continuare proprio questo lungo viaggio. Grazie ragazzi e in bocca al lupo per il futuro. Serenata, lo sposo si propone alla donna amata per attirarne la simpatia. Accompagnato dai suoi amici, si recava sotto casa della sposa e cantava poesie d'amore a bocca e notte. Nel caso in cui lo sposo non fosse abile a cantare, chiedeva ad altri di farlo a posto suo. Giuri, qui si Luki azitile azamie tercera carda esa prima die. Di